C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati al secondo appuntamento con Centro Anch'io, questa nuova serie di puntate realizzate a Rimini. Prima di vedere come se la cavano gli amici romagnoli, due passi in terra bresciana. Oggi li compiamo tra i vigneti della Franciacorta. Tra Brescia e il lago d'Iseo la Franciacorta regala colline morbide, vignete, casali e cantine. L'itinerario è lungo 7 km, adatto alle famiglie, con un dislivello massimo di 100 metri. Si compie in senso orario ed inizia nella località Boschi, nel comune di Cazzago San Martino. Si oltrepassa l'agriturismo La Quiete e si continua verso la cantina Boccadoro e via Tre Camini, al confine tra Addro e Cazzago. Poi verso la dispensa della Franciacorta in località Formica Quattro Terre. Il torrente Longarone bagna le vigne tra Monterotondo di Passirano e Calino di Cazzago. Si segue per un tratto fino alla chiesa di Santo Stefano e si giunge al punto di partenza. Bene, rieccoci qui pronti per vedere un po' che ne sanno i riminesi di Consolazione e di Disperats, perché in modo dialettale si può dire la Consolazione den Disperat leder nalter anammaluro. Vero o falso? Vediamo un po' come sono andate le cose. Siamo in spiaggia a Rimini! Beh ragazzi, che veniamo a Rimini senza farci diretto al mare? Che è sto movimento? Il Gran Caribe si fa sentire. Ok. Il Gran Caribe. È il Gran Caribe, è il mio gruppo di ballo, ragazzi. Benvenuti a Rimini, welcome to the party! Ma sei un ballerino? Certo. Allora ci vai a vedere un pezzo veloce, perché prima ci devi leggere questo, poi... Ti faccio un salto mortale? Dopo, prima il piacere, poi il dovere. Anzi, prima il dovere, poi il piacere. Qua si legge una cosa stranissima, la consolazione dena disperatle der nater e na malura. Benissimo, letto da schife. Proprio una cosa indecente. Mistica, davvero? Così male? 6 meno, dai, 5 e mezzo. Che miseria. La consolazione di un disperato La consolazione di un disperato? è di vederne un altro messo peggio di lui. Ma è scritto proprio... No, in realtà è vederne un altro andare alla malora, cioè anche lui deperire mezzo, insomma, capito? È una cosa filosofica. Ok, una cosa... Tu non sei rimenese però, non sei proprio... No, ma guardami, io sono biondo, occhi blu, alto 2 metri. Sì, è la televisione che sfalsa, è il video. Infatti ragazzi, non è così, io sono più bello dal vivo. Vai, facci vedere qualcosa, vai! Vai, che è col telefono pure, che fa? Mamma mia, guarda che... Mamma mia! Ragazzi, welcome to the party. Scusa, non c'è il microfono, ferma, ripeti. Ok, ragazzi, welcome to the party, bienvenido a Rimini, Jay Peralta nella casa, mami, un besotto, ciao. A chi il besotto? Signora? Donata, lei è di Rimini, signora? Di Rimini, sì. E senta, signora Donata, provi a leggere questo proverbio, questo modo di dire in dialetto bresciano. Questo, A freddo? Sì, a freddo. Poi i riminesi, i romagnoli hanno il cuore caldo, no? Cuore caldo, sì. La consolazione den desperat lender. Leider. A leder nalter anae malura. Ha capito qualcosa? Sì, la consolazione dei disperati è mandare qualcun altro in malora. No, non è mandare qualcun altro in malora, è vedere qualcun altro che va alla malora. Alla eder. Eder sta per vedere. Quindi la consolazione. Den disperat leder nalter anae in malora. Sì, e lei ha capito qualcosa, insomma, il senso l'ha colto? Sì, è piuttosto È antipatico. piuttosto antipatico perché nel momento di massima sofferenza, quando qualcuno proprio non sta bene, dice: come posso consolarmi nel vedere che qualcun altro sta peggio? In bresciano è mal comune mezzo gaudio. Ma al comune mezzo gaudio. E in riminese come si direbbe? E non è facile, allora non c'è qualcosa del genere. C'è, vero? Perché i riminesi sono generosi e gentili. Brava, e lei è stata con noi e con lei salutiamo i nostri amici, vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao, a presto.